Cominciamo con una sigla nuova perché arrivano le sigle come più offensive. Allora sapete che noi chiediamo ai musicisti e agli artisti all'ascolto se vogliono di cimentarsi con la creazione, l'incisione di una sigla in veneto personalizzata per il nostro vernacolando. Voi ce la mandate all'indirizzo di nino@radiopadova.com, le ascoltiamo, la vagliamo e se è divertente, e poi se è carina. La timbriamo, ecco, la timbriamo. Come per esempio Codesta. Dai, senti. Betti qualche nobis, è meglio che ti trovi col vernacolo imparo il veneto sogando. Betti qualche nobis, è meglio che ti trovi col vernacolo imparo il veneto sogando. Ma pensa, Ma io non lo so. Mi hanno sempre detto di parlare in italiano, che col dialetto veneto non vai molto lontano. Ascolto Radio Padova con Nino e Alvaro ed il parlare il veneto mi sembra bello e chiaro. Comincio a masticare parole veneziane, detti rovigotti e frasi trevigiane. E il modo del parlare zeia e portogruaro. Canteremo tutti in coro, viva Nino e Alvaro. Nino e Alvaro, ascolto e imparo parole nella regione con il stemma del leone. Veneti del mondo e dei cittadini, battemmo game a Caroe e a Cradea. Nino del Golino, sta così. Bravo Caraia, bravo. Mica è finita, avanti. Dura 8 minuti, la sentiamo tutta, certo. C'è una long version. Che nobis, è meglio che ti trovi e col vernacolo imparo il veneto sogando. Nino e Alvaro, ascolto e imparo parole nella regione con il stemma del leone. Veneti del mondo e dei cittadini, battemmo game a Caroe e a Cradea. Prendi qualche nobis, è meglio che ti trovi e col vernacolo imparo il veneto sogando. Bella, bravo, bella questa sigletta. Soga. Datevi da fare, mandateci queste sigle personalizzate e vedete quando sono di questo livello noi molto volentieri le mandiamo in onda. Che voto diamo? 7 all'8? 7 assolutamente, 7 all'8, certo, 7 all'8. Ma anche 8 meno, via. Dai, 8 meno, via. sì, si è applicato. Può fare meglio, però mi pare un bel voto. Bravo. Bravo Canaia.